Cagnalupia. Incidente stradale poco dopo le 8 lungo la strada dell'argine sinistro del Brenta a Santa Maria di Codevigo. Una 34enne che percorreva la strada in direzione Chioggia ha perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada e precipitando dall'argine verso i campi. Il mezzo si è capovolto più volte fino a fermarsi su uno dei lati. I vigili del fuoco hanno lavorato con divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre la ragazza dall'abitacolo per poi affidarla al personale sanitario del SUEM 118. Mestre, serata di terrore per una donna aggredita in via Pertini dall'ex fidanzato mentre si trovava in auto con l'attuale compagno. L'uomo si è avvicinato con un'accetta rivolgendola contro la ex, mentre il neofidanzato cercava di proteggerla. Ne è nata una colluttazione e la donna è stata trasportata al pronto soccorso dove è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. L'aggressore nel frattempo era fuggito a piedi facendo perdere le tracce. Raggiungerlo per le forze dell'ordine è solo questione di tempo. Jesolo. I carabinieri di San Donà di Piave hanno arrestato un tunisino 42enne disoccupato e pregiudicato dopo l'ennesima lite violenta con la moglie, ripetutamente minacciata, ma soprattutto dopo averle procurato lesioni al volto e agli arti. Non solo, per impedirle di raggiungere da sola il pronto soccorso ha messo fuori uso i pneumatici dell'auto, tutti e 4. I due hanno anche 3 bambini. Nella caserma dei carabinieri poi il tunisino ha iniziato a dare inescandescenze, costringendoli a procedere anche per il reato di minaccia pubblico ufficiale. È stato condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena sospesa e all'obbligo di allontanamento dalla casa familiare.